Incredibile ma vero, Salvatore Moncada lascia la Fortitudo e lo fa con un lungo comunicato in cui rappresenta il rammarico per le ultime vicende che hanno riguardato proprio la sua Fortitudo. Il Presidente ha deciso di ritirarsi dopo ben 19 anni di ininterrotta guida della società che fino ad oggi ha rappresentato un vanto per Agrigento, una gloriosa presenza per il territorio. A sollecitare la decisione anche o forse soprattutto il comportamento di alcuni giocatori che hanno dimostrato poco attaccamento alla squadra. E così Agrigento Sportiva si ritrova con la squadra bianco-azzurra di calcio che insegue la salvezza ma dovrà prima disputare i play-out e con l'altra squadra bianco-azzurra di basket alle prese con un brutto momento che sembrava davvero impossibile potesse arrivare. Salvatore Moncada sempre ha deciso a mollare definitivamente, anche se per la verità quello del patron potrebbe apparire come uno stimolo e non un addio definitivo. La Fortitudo Agrigento, scrive nel suo comunicato Moncada, ha rappresentato per me una compagna di vita. Non ho mai fatto i conti di quanto donato a questa mia compagna di vita, parliamo comunque di diversi milioni di euro, ma il mio input era questo: se mi diverto vado avanti, se non mi diverto più mi fermo. Per me, inoltre, continua Salvatore Moncada, è stata una grande sfida non solo portare Agrigento sui parquet di società e città molto importanti, ma capire fino a che punto ciò potesse appassionare gli agrigentini e farli uscire dalla loro apatia. Siamo riusciti nelle ultime stagioni regolari a portare dentro il palazzetto 1300-1500 spettatori, di cui 300 atleti, componenti dello staff e sponsor, non di più. Siamo riusciti a coinvolgere un bel numero di sponsor. Nonostante questo ho continuato sempre con entusiasmo. Oggi però non mi diverto più. Già lo scorso anno avevo avuto sensazioni non positive, ma quest'anno questa sensazione si è fatta sempre più forte, confermata dai eventi degli ultimi giorni. Non parlo dei risultati, continua Moncada, sono uno sportivo, so che si vince e si perde e che nulla è scontato. Mi riferisco soprattutto all'evidenza di tanti errori fatti nelle scelte di uomini di cui mi ritengo il principale responsabile. Tutto questo, considerato come sono fatto, conclude Moncada, mi porta a prendere la decisione di rassegnare le mie dimissioni per aprire una discussione su come programmare in modo diverso il futuro di questa società. Ringrazio tutto lo staff e in particolare Franco Ciani e spero che questo mio gesto sia di buon auspicio per un futuro con uomini migliori.